che dice l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea rischierà di aumentare la disoccupazione tra i giovani veneti se il governo non interverrà per calmare i flussi di lavoratori. Noi non possiamo in questa fase storica pensare che oltre alla libera mobilità, che è una cosa giusta e concreta sulla quale noi ci siamo battuti, che i croati possano anche pensare in maniera così proprio istantanea di avere come nuovo mercato del lavoro il Veneto. E noi vogliamo che i nostri stagionali siano ancora i nostri ragazzi, i nostri studenti. Come Regione siamo a favore dell'ingresso della Croazia nell'Unione Europea perché i croati sono nostri fratelli, ma chiediamo al governo di vigilare affinché non si producano nel breve distorsioni sul mercato del lavoro. Questa è la posizione del governatore Luca Zaia, che ha scritto al Presidente del Consiglio Enrico Letta per chiedere un intervento dell'Italia in Europa mirato a regolare il flusso di lavoratori stranieri. Al centro delle preoccupazioni del Presidente Veneto il costo del lavoro in Croazia, attualmente circa la metà di quello italiano. Se loro riescono, io immagino che si possa fornire forza lavorativa in Veneto, utilizzando il mercato del lavoro e le regole dell'impiego croato, noi siamo finiti. Noi siamo fuori mercato. Rischiamo di trovarci la Cina a un'ora e mezza di strada dal punto di vista lavorativo. È inquietante. Un problema che riguarderebbe soprattutto le spiagge venete e i lavoratori stagionali che vi prestano servizio durante l'estate, per la maggior parte giovani. Tra di loro il tasso di disoccupazione è già insostenibile, conclude Zaia. Gli strumenti per evitare la catastrofe ci sono e vanno utilizzati. Il tema dei flussi dei lavoratori croati, mi lasci dire, in Veneto, perché il vero problema è il Veneto, va reggimentato. Altrimenti finisce male, finisce che vedremo più disoccupati in Veneto e meno disoccupati in Croazia perché verranno a lavorare qui. E continuiamo a parlare in qualche modo di lavoro perché a causa del maltempo prolungato purtroppo i negozi non hanno potuto esporre come